Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti e bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Sei con noi, direttore? Sì, infatti sono collegato, ti ho già ascoltato e adesso procediamo. Eccoti, bentornato anzitutto. Oggi diamo il Bamba a un altro che se la gioca sempre bene, cioè sempre, come dire, è spesso tra i papabili, ma questa settimana ha oggettivamente vinto, insomma. Sì, questo è vero. Questo è vero, mi piace che tu ricordi le sue malefatte. Guarda, io ti dico la motivazione che abbiamo individuato come principale, poi ti lascio il commento. Il vincitore questa settimana è Maurizio Landini, segretario della CGIL, che si è detto pronto a proclamare con la necessaria tempestività lo sciopero generale. E voi direte, beh, per gli operai, per il contratto dei metalmeccanici, no? Per i salari degli italiani? No, nel caso qualcuno, non si sa chi, insomma, attacchi ancora la flottiglia che sta andando a Gaza. Come la interpreti? Mi sembra l'ennesima stupidaggine di Landini, il quale, quando evidentemente fa il suo mestiere di sindacalista, dimentica lo scopo che dovrebbe avere un sindacalista e comincia a sgarrare con la mente. E qui siamo veramente nel ridicolo, perché la flottiglia cosa c'entra con la situazione degli operai italiani, con i salari che sono bassi, con le difficoltà che trovano i lavoratori, niente. Purtroppo questo è Landini che non è un sindacalista, è un politico da strapazzo e vuole assolutamente ficcare il naso in tutte le vicende che non lo riguardano, e in questo caso addirittura siamo nel ridicolo, perché cosa c'entra lui, cosa c'entrano i sindacati con la flottiglia che è andata in Israele per cercare di smuovere acque con un atto velleitario che sicuramente non porta a nulla. Sì, è oggettivamente un mistero. Tra l'altro si è anche accodato, perché c'è stata questa notizia secondo cui i sindacati autonomi, no, quelli in teoria la sua sinistra, gli scalmanati, hanno detto che sono pronti a indire uno sciopero generale senza preavviso, e lui ha detto che la CGIL condivide, cioè in pratica va a rimorchio degli estremisti, ormai si sono invertiti i rapporti. Sì, è vero, questo è veramente il colmo, perché come si fa a dire una cosa del genere? Quando gli estremisti prevalgono, diciamo, sulle organizzazioni ufficiali, vuol dire proprio che si sta toccando il fondo, e forse noi lo abbiamo già toccato. Landini è veramente il peggiore segretario della CGIL che abbia mai conosciuto. Sì, vince anche il Bamba, come dire, interno alla storia della CGIL sostanzialmente. Sì. Tra l'altro, il fatto che tu giustamente dici l'unica logica per spiegare queste cose illogiche è che lui abbia degli obiettivi politici. Lui recentemente ha anche, come dire, cavalcato, no, l'eterno luogo comune per cui c'è un governo fascista, perché ha paragonato il recente sciopero, quello che ha devastato la stazione centrale, per capirci, a quello avvenuto a metà del 1943 nelle fabbriche del nord, soprattutto contro la guerra. Però c'era Mussolini, cioè questo vuol dire che la Meloni è come Mussolini? È ridicolo, guarda, tutto questo fa venire da dire, ma non si rende conto delle stupidaggini che racconta e delle sciocchezze che divulga ogni giorno. E purtroppo vedo che ha comunque un suo seguito, perché è un traschinatore, nel senso che lui sbraita, urla, diciamo, è in grado di tenere la folla in mano, e questo mi nervosisce, perché
a questo sindacato inutile, perché dal punto di vista pratico non combina niente, però dà una forza che sul piano politico ha un impatto sulla gente. Altro che, infatti volevo chiederti a questo proposito se a tuo giudizio il suo appello reiterato, come dire, lo ha ribadito più volte sempre in ottica antigoverno, il suo appello addirittura alla rivolta sociale ha delle responsabilità rispetto poi alle scene di delinquenza che abbiamo visto, cioè parole così incendiarie hanno poi una responsabilità quando accadono atti palesemente violenti? Insomma, è evidente che c'è sempre qualche deficiente che lo ascolta, e quindi poi lui, che ha un'organizzazione potente, riesce a diramare queste sciocchezze e a farle diventare politica. Questa è la verità. Certo. Purtroppo. Tra l'altro, a tuo giudizio c'è lo spazio politico, cioè visto come sta la sinistra, Landini ha delle speranze di diventare, che so, leader dell'opposizione, di farsi il suo partitino? Non credo proprio, non credo. Intendiamoci, probabilmente lui deciderà fare quello, perché fare il sindacalista tutta la vita può anche essere noioso, quindi vorrebbe sicuramente cambiare, ma non credo che ci sia qualcuno disposto a farsi trascinare da Landini. Me lo auguro. Sì, coltiviamo questa residua speranza. C'è da dire che se entrasse in politica ci garantirebbe una serie di bamba infinita. Sì, andrebbe veramente molto pieno le nostre escursioni dell'imbecillità. Per adesso li ribadiamo il bamba a Landini che vuole scioperare per la flottiglia. Certo, questo mi sembra del tutto meritato. Strameritato, e noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ok, è stato un piacere. Un saluto a tutti voi. A presto, direttore. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.